Pronti? 1, 2, 3. Convalidato questo segnale, si avvantaggia col 10 Dimitri ZS che sopravanza in breve Caravaggio Griff. I due prendono vantaggio, poi Caravaggio Griff sposta subito all'esterno, che va a chiedere strada all'accondiscendente Dimitri ZS che ha già fermato per mandare l'avversario, che passa così a condurre in 300 metri di gara, terza posizione per Da Granit Dipa, mentre per corsie esterne è rimasto Kanako P che si trascina Attalo, che non ha colto partenza brillantissima. In vantaggio dunque dopo i primi 400 metri di gara Caravaggio Griff, che si appresta ora a completare la curva ai 600 iniziali. In seconda posizione rimane Dimitri ZS, poi lungo la corda Da Granit Dipa. Per corsie esterne Kanaka OP, si trascina Attalo. E praticamente più pariglie dopo il chilometro iniziale. Intanto gli 800 se ne sono andati in un tranquillo 1,6 e il chilometro viene coperto in 1,16,9 con un altro parziale di tutto comodo, 15,8 per il battistrada Caravaggio Griff, che continua a guidare davanti a Dimitri, mentre sposta in terza ruota Attalo, sopravanza in breve Kanaka OP e cerca l'aggancio con il leader. Anche all'esterno di tutti anche Castore Lux si fa luce in terza ruota e viene via dalle retrovie per cercare di avvicinare i primi, che ora però hanno cambiato decisamente registro. In vantaggio è sempre Caravaggio Griff. Attalo ha raggiunto in seconda posizione Dimitri ZS, Da Granit Dipa rimane lì a contatto, fatica ora a progredire Castore Lux. I cavalli sono al paletto dei 400 metri conclusivi, con Caravaggio Griff che continua a guidare nei confronti di Dimitri ZS. Attalo accenna a calare, sposta invece Da Granit Dipa. Poi Caribalilla lungo la corda a completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo, si presenta nettamente in testa Caravaggio Griff, inseguito da Dimitri ZS, mentre ha sbagliato Da Granit Dipa e c'è lo scatto a centropista di Caribalilla. La vittoria però per il numero 4 Caravaggio Griff. Caribalilla è secondo davanti al numero 10 Dimitri ZS. Al quarto più a distanza finisce Castore Lux. Andiamo a vedere per il quinto posto. 1,15,9 intanto per Caravaggio Griff, che Giulia Deschi porta alla vittoria con un bel percorso di testa. L'allievo di Francesco Tufano, guidato alla perfezione da Giulia Deschi. Mentre andiamo a vedere ancora per il quarto posto, dovrebbe essere il numero 12 Castore Lux davanti al numero 14 Barolo Griff, ma aspettiamo naturalmente l'ufficialità. Dicevamo la vittoria di Caravaggio Griff, Giulia Deschi, Francesco Tufano al training per conto del signor Antonio Favilla, questo figlio di Varenne, che ritorna così alla vittoria in uno schema che predilige, corsa con i nastri, corsa sul doppio chilometro in percorso di testa, e oggi non ha tradito le attese, ha concluso con un mezzo miglio finale davvero molto molto veloce e non ha concesso scampo agli avversari, fra i quali si è distinto particolarmente Caribalilla con il secondo posto, soffiato a Dimitri ZS, che finisce buon terzo davanti a Castore Lux e a Barolo Griff.